Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare un po' più del meno, di democrazia, di monarchia e tante belle cose, ma prima di fare questo, se non vi siete ancora iscritti nel diario, ho chiesto l'amicizia, oppure nel canale vostro Marietto Veneziano, basta che andate sul canale YouTube del Marietto Veneziano e vi iscrivete. Vi ricordo che domani alle ore 20:30 nel canale YouTube del Marietto Veneziano ci sono le sibille gratuite, con domande e risposte gratuite. Poi venerdì alle 21:30 il De Garda nel suo canale risponderà. Ciao Giulia, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. E quindi poi sabato alle 16 il vostro Marietto Veneziano, sempre con sibille gratuite, con risposte. Basta che vi scrivete nome e data di nascita. Si risponde in, come si suol dire, si risponde, il primo che arriva può fare la domanda. Bene, oggi parliamo un po' di democrazia e andiamo indietro nel tempo a cercare di capire perché oggi noi siamo in questa fase a livello mondiale, no? Partiamo dal 45, quando praticamente gli alleati ci hanno liberati dai nostri alleati, cioè praticamente il Duce e il Führer avevano visto, e il Giappone avevano visto che in Siberia succedeva di più di tutto, hanno cercato di fare qualcosa come aveva tentato Tiziana, grazie di esserti unita, e cioè Heidi, hanno cercato di fare quello che aveva cercato di fare Napoleone e purtroppo sono stati traditi dal mondo intero praticamente, no? Quando hanno visto che praticamente i Samardi avevano non la vittoria in tasca, perché in realtà il Führer aveva il più grande esercito del mondo, aveva i migliori soldati del mondo, e anche il nostro esercito italiano è stato valorosissimo. In Russia noi abbiamo perso 170.000 uomini che non erano solo soldati o militari, ma erano anche padri di famiglia, e non sono più tornati, no? Poi quando è finita la guerra, dai monti sono arrivati giù un 70-80% di partigiani che si erano nascosti, no? Perché i veri uomini erano andati al fronte, e praticamente gli alleati ci hanno liberato dai nostri alleati tedeschi. Dobbiamo sempre onore al Führer, a tutti i tedeschi che sono morti con i nostri soldati militari nei campi di battaglia. Ma finita la seconda guerra mondiale, a un certo punto cosa è successo? È successo che ci è fatto una votazione se tenere la monarchia o instaurare una forma di democrazia. Allora voi mettetevi in quei tempi lì, il 90% analfabeta, praticamente la popolazione era stata decimata, i migliori erano morti nei campi di battaglia, e praticamente al voto è andata gente analfabeta che non sapeva, conosceva solo la monarchia, chiaramente ha votato tutti per la monarchia. Questo è logico, no? Perché questa democrazia nessuno neanche sapeva cos'era. Voler volare, la nostra fortuna è che come Stato gli Stati Uniti hanno deciso, tramite sicuramente un aiutino esoterico, diciamo che praticamente i nostri esoteristi italiani e anche quelli tedeschi, perché non è che dovete pensare che hanno perso e sono spariti, cioè come sono scesi i partigiani che sono nascosti nei boschi come conigli, i valorosi che non erano morti in battaglia o in guerra si sono nascosti, no? E quindi hanno creato uno scheletro per fare in modo che questo 80-90% di persone che è andata a votare analfabeta chiaramente votasse per la democrazia, proprio perché si era già visto a livello esoterico che allo stivale conveniva, ciao Sara, grazie di esserti unita, conveniva stare sotto il cappello americano, e quindi di conseguenza magicamente tutti hanno votato monarchia. Questo è palese, no? È come, non so, dire a un africano che non ha mai visto un'università se è meglio stare nei campi o andare all'università. Chiaro che lui vorrebbe stare nei campi perché non ha mai visto l'università. Comunque, morale della favola, c'è andata lì una botta di quel che si dice, no? E siamo diventati tutti democratici. E fino al 90 avevamo un partito fortissimo che si chiama Democrazia Cristiana, che
a colpi di Giulio Andreotto e a colpi di grandissimi statisti, no? È riuscita a tenerci lontano dai comunisti, e comunisti di allora, bisogna precisare, perché ai tempi c'era un certo Stalin dall'altra parte del muro che ha fatto fuori dai 20 ai 40 milioni di russi, di sovietici, no? Quindi capite che il muro di Berlino a noi ci è andato il lusso che era a Berlino, no? Perché insomma, se noi eravamo dall'altra parte del muro, il capitano del Pini di Torino mi diceva che ci avrebbero fatti tutti impazzire, no? Ma cosa è successo nell'86? Nell'86 praticamente i sovietici nel mare erano debolissimi ed erano più forti gli americani, quindi come vi ho detto tengono sotto controllo le rotte marittime, quindi anche da lì bisogna capire che dal momento che gli americani decidono di bloccare una rotta marittima che porta cibo, materie prime a una nazione, questa torna automaticamente nel Medioevo. Quindi non esiste capitalismo, non esiste nessun tipo di mercato se non quello che decidono gli americani, e per 50 anni le potere americane riusciranno ancora a avere sopravvento su quelle russe e cinesi, anche perché i cinesi ne hanno comprati dai russi e le stanno rimodernizzando, no? E fra un po' ne avranno 12, ma saranno ancora troppo deboli, non hanno cultura marittima cinese. Ma cosa è successo nell'86? Nell'86 l'Unione Sovietica era potentissima a livello militare, era un gigante, e gli Stati Uniti tremavano perché l'unica alternativa era l'atomica, e purtroppo l'atomica è che noi in Europa abbiamo tantissime centrali nucleari, quindi basta che ne scoppia una, poi a domino sarebbe sparito metà mondo. Quindi cosa è successo nell'86? I russi i sovietici ormai stavano tentando, erano già pronti a invadere, un colpo di fortuna, chiamatelo come volete, un po' che il Papa voleva liberare la Polonia, un po' che la Germania dell'Ovest voleva liberare la Germania dell'Est, un po' perché i sovietici stavano per invadere l'Europa, un colpo di fortuna, chiamiamolo come volete, è scoppiato Chernobyl. Quando è scoppiato Chernobyl, allora qualcuno a Mosca, quelli che sono sopravvissuti alle radiazioni, si sono svegliati e hanno detto a Honecker, che in quel momento lì era presidente della Germania dell'Est, che il vento era cambiato e bisognava lasciare la Germania dell'Est alla Germania dell'Ovest, crollato il muro nel 90, la Polonia ha avuto il suo Solidarnosc e praticamente il muro di Berlino è crollato e circa 100 milioni di persone sono riuscite a scappare dal tallone russo, dal tallone sovietico. L'Unione Sovietica è andata, grazie a Yeltsin, in destrutturizzazione, però praticamente noi non abbiamo visto nel 90 la guerra. Se no, a quest'ora il 90% di noi era in qualche prigione in Russia o in Siberia, no? Senza gambe e senza braccia magari. Quindi lì c'è stato un colpo di... Però cosa è successo in quel momento lì? In quel momento lì è crollato il muro di Berlino, come si dice, l'ADC non serviva più, quello che era Craxi a un certo punto, che faceva da ago di bilancio ma che non aveva ben chiaro le cose, è scappato a Mamet, no? Mani pulite, e si è cercato di dare una nuova verginità a questa Italia, no? È arrivato quel giudice che ha cominciato a dire mani pulite, tutti corrotti, in realtà tutti sapevano che i partiti sia a destra che a sinistra vivevano di sovvenzioni sotto banco perché ci avevano tolto la stamperia italiana e quindi chiaramente avevamo bisogno di dollari. E quindi chi da una parte chi da un'altra ha incominciato a tremare e a sgretolarsi perché non c'erano più i fondi neri che aiutavano i vari partiti, che bisogna sempre ricordarlo, la DC ha portato l'Italia da essere uno zerbino a essere la quinta potenza economica mondiale. Quindi bisognava darsi una nuova verginità, una nuova... Ciao Graziella, ciao Doris. Bisognava darsi una nuova struttura e l'Italia ci è riuscita ancora perché sebbene ormai il muro di Berlino
non c'era più, la Germania stava ritornando a essere la grande Germania, l'Italia serviva sempre come portiere mezzo Mediterraneo per i suoi porti, no? Adesso noi vediamo ancora questi colpi che ci mandano a votare, no? Però, come ho già detto prima, basta che qualche portiere degli Stati Uniti decidano che certe merci non arrivano in una nazione, voi potete gridare democrazia, quello che volete, ma si torna nel Medioevo, come molti stati sotto l'egemonia sovietica sono in questo momento, no? Quindi, cari miei, oggi, ieri, in questi giorni abbiamo votato per diminuire i parlamentari, ma fondamentalmente loro, anche se ce ne fossero 2000 o 30, fondamentalmente l'Italia vive, per fortuna vive, sotto l'aiuto degli Stati Uniti, no? Come vi ho già detto altre volte, ci sono due tipi di militari, no? I passacarte, no? Che li trovate negli uffici o li trovate nei parati militari, e poi ci sono quelli veri, quelli che sono operativi, che non si vedrà mai da nessuna parte e che lavoreranno per il bene della nostra nazione. È gente che magari non avrà mai neanche una medaglia, ma lavorerà il triplo di magari militari che corrono in TV a farsi vedere coi gradi, no? Ciao Lara, grazie di esserti unita nel canale del Diario di Maria Antonietta. Quindi, cari amici, noi in questo momento stiamo attraversando un periodo particolare, pieno di sogni, pieno di voglia di ritornare come negli anni 90. Questo non avverrà più, proprio perché a livello karmico siamo passati in un settore sotto certe influenze planetarie nefaste per l'Occidente, e quindi è chiaro che chissà, queste cose purtroppo sa che arriveranno tempi impegnativi. Però io confido sempre in quella parte dell'esercito che non si vede, che sta lavorando sodo, che sta lavorando per arginare questo fuggi di nuovi partigiani, no? Che cercheranno di saltare sul carro del vincitore, che però purtroppo cercheranno subito di tradire, no? Io invece credo fortemente in quei militari, quei ragazzi che oggi hanno 18-20 anni, che si stanno arruolando e che saranno quelli operativi che nei prossimi anni dovranno fare scelte importanti per difendere il popolo italiano. Credo in quelli, non credo chiaramente che un voto possa influenzare, perché ve l'ho già spiegato, basta che una portaerei faccia partire 3-4 F-18 e qui non arriva più merci per 6 mesi, no? E quindi di conseguenza a catena come un domino l'economia crollerebbe, no? Quindi io confido in questi, spero che tutti quelli che seguono il Marietto capiscano il messaggio, che bisogna sostenere l'esercito, tutte quelle forze dell'ordine che ogni giorno per pochi spiccioli si alzano e difendono lo scheletro, perché segato via questo scheletro diventiamo peggio che il quarto mondo, no? Quindi questa votazione che c'è stata in questi giorni per abbattere questi politici è stata importante, chiaramente, no? Perché è dato un segno di democrazia, ma come nel 1945 che tutti hanno votato monarchia e poi ci siamo trovati democratici, la democrazia cristiana che per 45 anni ha fatto miracoli, no? Speriamo che anche questo voto sia come quello del dopo 45, che dia una mano al nostro stato sociale, ai nostri militari più che altro, perché se dovessimo stare a quelli che cercano di prendersi tangente destra e sinistra, chiaramente l'Italia andrebbe a fondo, no? Quindi il mio rinnovo è: prendete i circuiti nel sito capitano.altervista.org, soprattutto quelli dell'avvocato Ceratini, attivateli, perché in questo periodo è sempre più importante che il popolo italiano, le persone che capiscono l'impegno che ci vuole a livello vibrazionale per dare un aiuto a questi militari, questi giovani che si stanno arruolando nelle caserme e che nei prossimi anni saranno sicuramente chiamati a essere la prima linea e a difendere noi stessi, noi. Chiaramente sappiamo già che arriveranno i nuovi partigiani, scapperanno nelle montagne, poi finito cercheranno come al solito di saltare sul carro vincitore, ma io vi invito ancora a credere nel nostro esercito, che come è stato forte nel 40 sarà forte nei prossimi tempi, E vi ricordo sempre che esistono due tipologie di militari: quelli passacarte, che non valgono una cicca, quelli che magari
tutta la vita raffano, no? Quelli che prendono i voli degli elicotteri per saltare con la moglie nelle prime file nei talk show, invece quelli che veramente operano di nascosto per il bene nostro, ma che magari hanno una paga da fame e che magari lavorano 12-13 ore al giorno e nessuno magari saprà il loro nome. Bene cari amici, grazie di aver seguito il vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che domani alle 20:30 nel canale di Marietto Veneziano ci sono le Sibille Live col pendolino e alle 21:30 venerdì invece il The Gala. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!